Il suo commento su questo voto? Beh, è un grande risultato, veneti che danno una grande dimostrazione di civiltà, regione con la più alta affluenza alle urne, grande risultato della Lega e lo dico anche un po' di soddisfazione dopo 8 anni di governo in regione, vuol dire che i cittadini hanno apprezzato chi fa e non chi fa polemiche e penso che questo risultato poi a livello nazionale ci porti a dire che l'autonomia deve arrivare e deve arrivare velocemente. Ecco, in un futuro ipotetico governo a 5 Stelle, ad esempio lei la partita dell'autonomia come la vede? Guardi, io non vedo nessun governo 5 Stelle o di altre robe perché non mi occupo di ste robe ed è giusto che decida Matteo Salvini e anche perché lui ha la responsabilità di fare delle scelte e di capire e non mi risulta che al momento ci sia in lavorazione un governo con i 5 Stelle. Dall'altro dico che oggi penso che il Parlamento, tutto il Parlamento, quindi Camera e Senato, hanno la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità di eletti, nuovi eletti, dei diversi partiti che si sono tutti dichiarati a favore dell'autonomia. Adesso la vogliamo avere l'autonomia. Ecco, la Lega ha superato Forza Italia, che ripercussioni potrebbe avere sulle prossime amministrative qui nel Veneto, da Treviso a Vicenza? Ma guardate, è un falso problema perché la Lega ha superato Forza Italia già qualche anno fa e ricordo ad esempio le mie regionali del 2015, tanto per citare un esempio, perché abbiamo sempre governato, la coalizione c'è e non c'è nessuna messa in discussione. Se Salvini dovesse chiamarla a Roma in un governo di centrodestra, lei andrebbe? Ma guardi, mi fa fare dichiarazioni su ipotesi che non esistono, sono qua in Veneto e mi occupo dei veneti.